Valentino, vabbè. Grafen a forma di cuore per San Valentino. Marò. Amici miei belli, qualche giorno fa ho condiviso con voi la videoricetta dei Grafen, che devo dire la verità avete amato tantissimo. Oggi vi propongo stessa ricetta, stesso impasto ma con la forma di love, perché tra poco è San Valentino, iniziamo subito. In descrizione vi scrivo tutto il procedimento dell'impasto, però se vi interessa potete vedere la videoricetta dei Grafen che ho pubblicato qualche giorno fa. Dopo aver preparato l'impasto faccio lievitare, dopo la lievitazione stendo l'impasto ad uno spessore di circa 3,5 mm. Dato che tra poco è San Valentino, amici miei belli, siamo tutti in love, vado a coppare con lo stampo a forma di cuore e faccio lievitare. Mi raccomando, ben coperti con uno strofinaccio. Ecco qua, arrivata a temperatura, amici miei belli, andiamo a friggere. Ecco qua. Ecco qua. Vedete? Madonna! Vabbè. Appena si fa dorare, amici miei, sotto, guarda, voilà, giriamo. Amici miei belli, la temperatura dell'olio non deve essere troppo caldo, dovete friggere tra i 155 e i 160 gradi, temperatura sempre costante. Come già vi dicevo nel video precedente dei Grafen, quella striscia bianca è sinonimo di un'ottima lievitazione e leggerezza del prodotto. Scollare su carta assorbente e poi subito nello zucchero semolato. Amici miei belli, volevo farcire, però non tengo tempo, dobbiamo assaggiare. Assaggiamo? Conoscete la canzone? T'amerò, perdutamente ti amerò. Per chi non lo conoscesse, è la canzone di Luciano Cantone. Che buona. Guardate la sofficità. Mamma mia, guardate qua. Che bontà. Grafen a forma di cuore per San Valentino. Che stai? Che non si fa così? E fallo tu? No, vi aspettate e fallo tu, invece no, è San Valentino e il mio cuore fa tutto ta. Tanto love, buon San Valentino, un bacio, ciao!